Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: in verità, io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità, io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Noi non siamo abituati a cogliere i nessi logici e teologici tra un capitolo e l'altro del Vangelo. Il fatto però che il racconto del buon pastore segua la descrizione della guarigione del cieco dalla nascita è perché l'Evangelista vuole presentarci il Signore Gesù come il pastore che ci guida, che ci rende capaci di vedere e ci rende capace di prendersi cura di ciascuno di noi. Se il Signore non apre i nostri occhi, ognuno di noi rischia di affidare la propria vita a ladri e briganti, che, come dice il Vangelo, non si occupano delle pecore. Le parole sono chiarissime. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma che usano le pecore per ingrassare se stessi. Dopo una lunga catechesi da parte di Gesù sulla bellezza e sulla bontà del buon pastore, che dà la vita per le pecore, e dopo aver denunciato senza ambiguità i rischi reali che ladri e briganti rappresentano per ciascuno di noi, l'Evangelista riprende il suo racconto per presentarci poi al capitolo 18 del suo Vangelo Pilato, che, scosso e confuso davanti a un Gesù arrestato senza colpe, innocente, alle prese con il suo goffo tentativo di liberare quell'inquietante imputato in occasione delle feste di Pasqua, la folla dei giudei però non è d'accordo con Pilato. E allora dice il Vangelo, essi gridarono: non costui Gesù, ma Barabba. E all'Evangelista non resta che annotare: Barabba era un brigante, utilizzando lo stesso termine greco che impiega in questo capitolo del Vangelo che abbiamo letto, dove viene messo a confronto il buon pastore che dà la propria vita per le pecore con il ladro che è il brigante. In teoria, durante la fase dell'ascolto di un principio astratto, siamo tutti pronti a dare ragione all'evidenza e alla verità.
Nella pratica però, quando la vita si fa avanti con il suo carico di fatiche, di contraddizioni, di pressioni emotive, ecco che il cuore nostro oltrepassa la ragione e si affida a chi era stato definito un brigante. Non è ciò che è accaduto anche nella storia nostra dell'Italia? Siamo reduci da un 25 aprile che ha acceso molte speranze. E come non ringraziare il presidente Mattarella per la chiarezza dei suoi discorsi e per la lucidità di analisi storiche che non possono essere stravolte o addolcite con altrettante discussioni e ambiguità. Ma non possiamo dimenticare che sempre dittature crescono e si espandono con il consenso delle folle che gridano un'adesione acritica e cieca al capo che puntualmente la storia maschererà come un ladro e un brigante. È stato così per Hitler, per Mussolini e per tanti, troppi dittatori che hanno versato fiumi di sangue nella storia. Le vergognose leggi razziali che hanno sporcato per sempre il nostro paese non si sono impiantati in Italia grazie al consenso della folla e all'indifferenza di chi non voleva vedere. Si noti ancora che nel suo presentarsi il buon pastore si presenta dicendo: io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il tratto distintivo della libertà è dato, secondo la parola di Gesù, dalla possibilità di entrare e di uscire dal pascolo che rende beata la nostra vita. L'esatto opposto dei 1000 inviti che riceviamo ogni giorno ad entrare in questo o in quell'altro contesto. E penso a tanti luoghi pubblicizzati che ci chiedono di oltrepassare la soglia dei siti commerciali, del gioco, della vacanza e persino della sanità privata, per poi uscire, dopo aver sborsato tanti soldi, e avere pagato il prezzo della permanenza in quei siti. Per tornare al Vangelo, abbiamo bisogno che il Signore, Gesù, ci apra gli occhi. Siamo tutti dei ciechi quando ci mettiamo alla ricerca del pastore vero per la nostra vita. E soprattutto abbiamo necessità che Lui e soltanto Lui ci guidi e si prenda cura di noi e ci conduca fuori dai nostri schemi piccoli, piccini, che ci imprigionano e che ci rendono schiavi di troppi padroni. La pigrizia, l'egoismo, il consumismo, l'odio, il rancore, senza mai dimenticare che Gesù, buon pastore, ci chiama ciascuno per nome. E lo si riconosce soltanto se abbiamo familiarizzato con la sua voce e la sua parola. Significa tutto questo che se noi non impastiamo la nostra vita con il suo Vangelo letto alla luce dello Spirito Santo, sono le altre voci commerciali, pubblicitarie, ideologiche,
che si prendono cura di noi e che ci gestiscono. Quando al contrario, il Vangelo ci forma mente e cuore, non solo conosciamo il buon pastore e siamo critici verso tutti i briganti che si affacciano a noi e che fingono di interessarsi della nostra vita, ma sale spontanea dentro di noi la voglia di servire chi ha bisogno di noi. Si scopre che ascoltare la sua voce ci rende piccoli collaboratori quotidiani del pastore grande. E questo apre la vita a orizzonti di vita che non ha fine per sempre. Buon 1° maggio a tutti. Caro Gesù, il fratello di mio nonno è andato a fare il pastore all'età di 8 anni. Da maggio a novembre suo papà l'ha mandato al pascolo in montagna e lui dormiva in una baracca. La sua storia l'ho trovata su un libro dal titolo Bambini in affitto. Una volta era così. A 8 o 10 anni si era già grandi e si andava a lavorare. Oggi, per fortuna, le cose sono cambiate. Tutti noi bambini andiamo a scuola e possiamo crescere senza pensare al lavoro. Grazie Gesù, perché il pezzo di mondo in cui viviamo è migliorato. Aiutaci tu a difendere tutti i bambini del mondo, anche quelli che ancora oggi vanno a lavorare a 8 anni o peggio ancora quelli che fanno i bambini soldato. E grazie anche perché sei tu che ci guidi, che ci proteggi e che ci aiuti a crescere bene. Grazie perché sei tu il mio pastore.